La città di Treviso si tinge di giallo, il giallo di Campagna Amica. Io sono in compagnia del presidente di Coldiretti di Treviso, diamo il benvenuto a Giorgio Polegato. Una bella iniziativa questa per valorizzare i prodotti del nostro territorio, prodotti realizzati dai bravissimi nostri agricoltori, presidente. Sì, proprio questo è l'obiettivo, di avvicinare la cittadinanza, il consumatore e far conoscere i nostri prodotti, ma soprattutto i nostri produttori, perché tante volte vediamo sulle nostre tavole quelle che sono le eccellenze della marca trevigiana, con l'ortofrutta, con il vino e con altre tante belle cose che facciamo, però non sappiamo chi ci sia dietro tutto questo lavoro importante fatto di grande passione e sacrificio. Perciò questa è l'occasione per appunto conoscere anche i produttori, interagire con loro, farsi spiegare come c'è tutto il processo di lavorazione anche nel tiro caseario, che è un settore straordinario, perciò tante belle iniziative per appunto far sì che ci sia questo connubio fra produttore e consumatore. Allora, ci troviamo in piazza Giustinian, qui alle nostre spalle abbiamo l'ingresso del mercato coperto, tra l'altro proprio di Coldiretti, e qui davanti una piazza davvero ricca di tante iniziative rivolte per esempio anche ai bambini. Sì, questo mercato coperto è un posto, è una nostra un po' ambasciata che abbiamo qua a Treviso, dove ci sono tanti bravi produttori dall'ortofrutta, appunto ai formaggi, al vino, ai salumi, che propongono i loro prodotti e lo fanno quasi tutti i giorni. C'è un panificio aperto tutti i giorni, fra l'altro, e poi ci sono anche tante iniziative anche di festa, sempre con l'intento appunto di farlo conoscere in primis, ma anche di avvicinare i consumatori, anche giocando un po' su quelle che sono un po' le nostre tradizioni, i nostri produttori che hanno tanto da raccontare. Ecco, bambini che vedo per esempio interessati a scoprire gli animali, abbiamo qui se non sbaglio gli alpaca, vero? Sì, questa è un'azienda agricola di Valdobbiadene che appunto qui oggi ha la possibilità di far conoscere e far anche toccare ai bambini questi animali straordinari, che sono molto docili, molto anche simpatici e che non sono autoctoni, però nascono qui nel nostro territorio, perciò comunque sono diventati trevigiani anche loro. Grazie a Giorgio Polegato, presidente della Coldiretti di Treviso. Tra le tante iniziative che animano qui Piazza Giustiniana a Treviso, anche il cooking show del signor Oscar Fiorese. Malga col Serai, Borso del Grappa. Benissimo, che ci farà che cosa? Il formaggio cotto con la polenta. Formaggio cotto con la polenta, quindi Formaggio bastardo. il bastardo del grappa, giustamente, sì. Quindi insomma un piatto della tradizione, Certo. che poi abbineremo anche ad un vino di cui ci parlerà Giusy Facchin. Allora, il segreto per fare un buon formaggio cotto, Oscar? Intanto gli ingredienti e il burro. Quindi insomma la materia prima di base Certo, deve essere certo. di buona qualità. Certo. Per cui il fatto che, non lo so, sia fatta con vacche al pascolo, È fatta con le vacche al pascolo il formaggio, senz'altro, non con il fieno. per cui insomma Erba fresca, la fiori. differenza tra un prodotto diciamo industriale da quello invece artigianale si sente. Eh sì, certo. E Grazie. ne andiamo fieri anche. Grazie Oscar, che vino abbiniamo? Allora, abbiamo pensato di abbinare un raboso Piave, proprio per le caratteristiche che ha questo vino, una giusta sapidità, una giusta acidità, e un po' ricorda il gusto della mora selvatica, della marasca, quindi un abbinamento dolce e asprino, tipico proprio due zone diverse che si uniscono e speriamo per un giusto connubio. Assolutamente sì, grazie a Giusy Facchin e grazie ad Oscar Fiorese. Chiudiamo qui da Piazza Giustinian a Treviso insieme al direttore della Coldiretti Trevigiana. Diamo il benvenuto ad Antonio Maria Ciri. Allora, direttore, una manifestazione questa che insomma risalda ancora di più quel rapporto diretto che insomma Coldiretti cerca di creare tra agricoltore e consumatore, e continua però la battaglia di Coldiretti proprio a tutela anche del consumatore. Certo, diciamo che Campagna Amica nasce con il presupposto di creare quella condizione per cui il produttore direttamente, colui il quale appunto realizza il prodotto, l'alimento, ci mette la faccia e si presenta
al cittadino, dice questo l'ho fatto io, senti quanto è buono, quanto è vero, e se c'è qualcosa che non va il cittadino sa chi gliel'ha venduto, quindi c'è un rapporto molto diretto, molto stretto, che consente anche al cittadino di avere coscienza piena e conoscenza di quello che poi va realmente a mangiare. Quindi è chiaro che non tutte le produzioni del mondo agricolo possono essere vendute attraverso i mercati di Campagna Amica, ma sicuramente costituiscono un anello importante per fare in modo di far capire quali sono le politiche che stiamo perseguendo come Coldiretti, di essere vicino al mondo dei consumatori per arrivare a garantire nel miglior modo possibile l'indicazione all'origine, che è la battaglia sul quale si insaldano poi tutte le politiche economiche del futuro nel settore alimentare, perché ovviamente come Paese Italia non saremo mai competitivi alle commodities internazionali. Io ringrazio il direttore di Coldiretti di Treviso, Antonio Maria Ciri. Amici, si conclude qui questo nostro servizio dedicato a questa bella iniziativa, e però restate con noi perché Verde a Nord-Est continua.